Io volevo capire un attimino, dottore, perché giustamente sono momenti difficili. Innanzitutto io volevo capire un attimo il quibus, perché è chiaro che se io... No, ora questo ne parliamo, diciamo, andiamo nel contenuto, diciamo, eccetera. Quanto è il quibus? Perché lei mi disse una cosa, io ci interessavamo. Se quello per come stanno così le cose, deve essere 12,79 con i 250, in base a quelle che sono scritte qua. Io l'ho rimodulato con i 180 metri, col calcolo dei 180 metri, e sarà per un futuro dal 2014 sempre 180. E l'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, come finisce? Perché lei mi ha detto che... Vengono bonificate in dollari. Lei inizierà a pagare dal 1/1/2014. Cioè si incomincia a pagare? Dall'1/1/2014. E dico, lei ha capito una cosa, dico io voglio fare un po' prezioso, voglio fare, però... Quindi, quanto è che questo deve uscire? Quanto devo pagare? E rimarrà sempre 180 metri. Questo è quello che ovviamente dovrei dare A noi per l'operazione. a voi per l'operazione. E i giornali leggiamo tutti, giusto? Siccome io ho visto il giornale, situazione, che sicurezza si ha, com'è che si opera su questa situazione? Gli do una ricevuta, io quando lei mi dà l'ok, io ho 48 ore attivo che devo attivare, e gli do una ricevuta di un'iscrizione al ruolo con decorrenza 1/1/2014. Tutti gli avvisi passati sono... E come vengono annullate, diciamo, scusa, io dico a 65 anni, diciamo, eccetera, perché non posso trovare fra l'anno con qualche sorpresa di... No, io sempre là, sono per me. Io per dargli una maggiore sicurezza, le ho portato pure in originale. Cioè, questa è la cosa, ma questo è da dove è scattato? Io ho visto a lei, come io sicuramente ho ispirato fiducia a lei. È così. Lei ha ispirato fiducia a me. Giusto? No, non è che chiunque arriva uno piglia e si sbaglia. Sarà a pagare dall'1/1/2014 per un totale di metri quadrati di 180, per sempre. È sempre, e non può succedere più niente dopo, diciamo, no? E questi anni, siccome c'è un avviso notificato. Non può succedere più niente. Fino a già annullato. Si riesce ad annullare? Quindi lei dice, questo qui, 9.554, 9.500. E come sa pagare adesso? Sa pagare chiaramente il contatto. Poi possiamo fare una metà quando facciamo l'operazione e gli altri ci mettiamo d'accordo. A fronte dei 12.790, oltre ad essere scesi a 180 metri, praticamente Siamo arrivati a 9,5. Praticamente siamo arrivati a 9,5. E dall'1/1/2014. Quindi 9,5 praticamente e noi e viene annullato. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 compresi. E 13 compresi. Ma lei è il capo ufficio, quindi non ci sono altre persone che si mescolano in questo, giusto? E lei è il responsabile. Responsabile del contenzioso. Perché? Non ce ne sono. Per tutto, io sono un tecnico, cioè io non sono un politico. Adesso l'ho capito perché altrimenti non c'è stato. No, ogni 2 anni mi mandano. Comunque, certo, lei lo vede, lei ha fatto un buon lavoro, diciamo, eccetera. Da 12.790 a 9.554, diciamo che se mi potesse vedere incontro a scendere qualche cosa su questo, mi consentirebbe di stringere, magari poi, insomma, borrendola su qualche altra cosa, insomma, eccetera. Ci posso dire 9.000, ci posso pagare 5,50, e più di qua non posso andare perché, ha capito, non dipende solo da me. Che c'è a dire, signore? Si vede, se lei ha fatto le conclusioni, diciamo, si vede che meno di questo non si può dire, no? Io sono responsabilità di Dio stesso, si chiude a 9 e basta, lei sa che è 9.